È il 10 luglio del 1974, quando esce il primo numero del periodico. Comincia così l'avventura di un gruppo di amici che trovano il coraggio di far nascere qualcosa di concreto per la propria comunità, qualcosa di tangibile che abbia la funzione di unire, stimolare, coinvolgere. Nasce il Ponte. I primi soci, guidati da Lauro Zamparo, erano Valentino Bohem, Anna Maria Calligaris, Renzo Calligaris, Sandra Cappellari, Renato Chiarotto, Fiorello Ciani, Luigi Comisso, Giovanni Battista De Paulis, Giobatta Iacuzzi, Mirella Settini, Luigino Tempo, Flavio Vidoni, Giampaolo Zamparo. A questo primo nucleo si aggiungeranno Pierino Donada, Gino Fabello e sua moglie Felicina del Degan. La scelta del logo, che da 50 anni campeggia sulla copertina, deriva dal volersi rispecchiare nella comunità che legge e che scrive il periodico. Sono trascorsi 50 anni. Il Ponte ha raggiunto e accolto sempre più comuni e realtà, fino a rispecchiare quasi completamente il Medio Friuli. Tante sono state le novità, i cambiamenti, la storia che ha attraversato tutti noi. Non è cambiato invece quello spirito e quel desiderio di fare la differenza, di fornire uno strumento semplice e nello stesso tempo ricco di vita delle nostre realtà. Questa rassegna è nata dalla volontà di condividere 50 anni di Medio Friuli narrati nelle pagine de Il Ponte. Il lavoro, svolto in collaborazione con l'Istituto Linussio ed esperti del territorio, riflette quanto riportato nelle pagine del periodico. Il 10 luglio 1974 nasce la rivista Il Ponte, che da settimanale diventerà subito mensile. Il primo direttore è Flavio Vidoni. Il periodico si concentra nei primi anni esclusivamente sul codroipese. Nel 1975 le tematiche trattate sono la sanità, la scuola, le elezioni comunali che vengono vinte dalla Democrazia Cristiana. Decennio importante anche per la nascita del servizio domiciliare per gli anziani e per la casa di riposo. Nel 1976 si parla di scuola integrata e viene citato il terremoto di Gemona che colpisce poco le zone del codroipese. Dal 1977 vengono inclusi altri comuni del Medio Friuli e si parla del nuovo asilo in zona Belvedere, che viene edificato l'anno seguente. L'associazione Quattro Fontane pensa a un parco accessibile a tutti nella zona delle Risorgive. Nel 1978 si parla del Coro Candotti di Codroipo e si dà spazio alla Fiera di San Simone, che viene pubblicizzata puntando molto sull'asta del bestiame. Nel 1979 viene pubblicato il progetto dell'architetto Molinari per la nuova scuola media Bianchi. Nello stesso anno la Villa Manin apre la stagione con l'esibizione di Carla Fracci. L'Istituto Tecnico Commerciale di Codroipo diventa indipendente dallo Zanon e viene intitolato a Jacopo Linussio nel 1981. Nel febbraio 1982 Codroipo passa alla ribalta della cronaca nazionale a causa delle Brigate Rosse. Nel 1983 viene data grande importanza al premio letterario in friulano San Simon, vinto da Renzo Balzan. Nel 1984 diviene direttore del Ponte Renzo Calligaris. Vengono fondate la Scuola di Musica di Codroipo e la Banda dello Stella di Rivignano. Di lì a poco, quest'ultima lascerà spazio anche ai giovani aspiranti musicisti. Nello stesso anno è inaugurato il Parco delle Risorgive. Nell'inverno seguente c'è talmente tanta neve da far chiudere le scuole per diversi giorni. Oggigiorno, purtroppo, dobbiamo spararla coi cannoni. Pochi insegnanti e molti studenti è un problema che si ripropone e l'unica soluzione è migliorare il sistema scolastico. Nel 1985 diverse scuole del territorio ottengono dei finanziamenti per ristrutturarsi.
A metà degli anni '80 viene inaugurata l'UTE del Codroipese, ovvero l'Università della Terza Età. Anche gli anziani sono ora sui banchi di scuola. Nel 1986 viene inaugurato il Monumento all'Emigrante a Codroipo, in ricordo di tutti i connazionali all'estero. Nel decennio, inoltre, acquisiscono sempre più importanza gli enti friulani nel mondo, come i Fogolars. Dopo 20 anni di mandato, nel 1990, Giovanna Bassi passa il testimone come sindaco di Lestizza. A Codroipo, nel 91, vengono inaugurati gli impianti base e consegnato il primo premio speciale Mela Friuli del concorso regionale di Pantianicco. La decade si conclude, nel 1993, con i Giochi Senza Frontiere, ospitati a Villa Manin. Nell'aprile del 1994 la provincia inizia la realizzazione della pista ciclabile tra Passariano e Codroipo per la valorizzazione della pianura friulana, di Villa Manin e del turismo lento. Nello stesso anno ci si domanda se nascerà il Parco dello Stella, cosa che poi avverrà nel 2004. La latteria di Coderno viene premiata con la medaglia d'oro come azienda che valorizza il Montasio, mantenendo la tradizione casearia del Medio Friuli, dove ogni paese aveva la sua latteria. Sempre nel 94 nasce l'associazione Da Pannocchia e si festeggia il primo anno del centro diurno Il Mosaico, 2 associazioni create affinché nessuno venga lasciato indietro. Un tema che abbraccia il decennio è l'evoluzione dell'Inussio di Codroipo. Il Medio Friuli si caratterizza per proposte culturali di alto livello, tra cui il PIC, Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, l'Associazione Musicale Armonie e l'Associazione Culturale Colonos. Dopodiché ci si chiede se a Codroipo l'ex prigione diventerà museo, in seguito divenuta nel 2003, con l'inaugurazione del Museo Civico Archeologico. Nel 1995 nasce Atletica 2000, che punta alla crescita armonica dei giovani e alla loro socializzazione. Il Ponte discute sulla tutela della Marilenghe. Il friulano rischia di scomparire, titola il Ponte a inizio 95. Nel 2001, con l'ampliamento della scuola media, iniziano i lavori per la nuova sede della scuola primaria di Varmo, inaugurata nel 2003. In questi anni si comincia a farsi sentire la problematica dei rifiuti, con l'appello del sindaco di Sedegliano per un maggior senso civico. Il decennio dal 2004 al 2013 racchiude la bellezza e la valorizzazione dei nostri territori. A Gradisca di Sedegliano si scopre una necropoli risalente al 1700 a.C., con 3 tombe, una singola e una doppia. Si accende un dibattito politico per la tutela del fiume Tagliamento, molto significativo per il ponte. Si discute anche su una possibile inaugurazione del Museo di Rivignano. Dal 2006 al 2011 il ponte intitola la rubrica Raccontami di quando avevi la mia età, a cura dei ragazzi delle scuole medie di Codroipo. Valorizzare un territorio significa soprattutto prendersi cura dell'ambiente circostante. A tal proposito, nel 2008, la Commissione europea finanzia il progetto Life Nature, al fine di conservare e ripristinare le torbiere calcaree friulane delle risorgive di Flambro e Virco, oggi 2 biotopi molto visitati ed apprezzati nella loro unicità. Anche la sicurezza dei luoghi è uno degli obiettivi in cima alla lista. Viene infatti messa in sicurezza la zona della scuola dell'infanzia e della chiesa a Camino, in seguito alla frana delle sponde del fiume Varmo. Valorizzare un territorio vuol dire anche essere in grado di unire le persone e promuoverne relazioni e, perché no, il divertimento. È quello che riesce a fare Bertiolo con la sua festa Bertiult al Friul, istituita nel 1984, oggi diventata festa regionale. L'ultimo decennio, locale o globale, fusioni, digitalizzazione e pandemia. La prima parte della decade è caratterizzata dalla fusione dei comuni. Un esempio è Rivignano Teor del 2014.
ma ci furono anche altri tentativi come Codroipo e Camino nel 2016 e Sedegliano, Mereto e Flaibano nel 2017. Come chiamare questi nuovi comuni e le nuove piazze? Ecco la scelta di Rivignano Teor e la sua nuova grande Agora del Friuli, e Bertiolo con la sua Piazza della Seta. Il 2014 è un anno ricco di iniziative, dalla nascita del progetto Pane e Farine dal Friul di Miec, che darà vita al distretto di economia solidale nel 2019, al centenario dei fortini della Prima Guerra Mondiale, a Sedegliano, Beano, Rivolto, San Martino e Madrisio. Un altro tema discusso riguarda la globalizzazione. Da un lato il Friuli tra i protagonisti di Expo, dall'altro incertezze e precarietà nel mondo del lavoro, soprattutto per i giovani. Non dimentichiamo però anche i risvolti positivi di Internet durante la pandemia del 2020. Un ultimo aspetto da considerare è quello dell'ambiente. Già dal 2014 si parlava di risorgive, elemento caratterizzante del Medio Friuli, per renderle più accessibili a cittadini e turisti, così come le numerose ville presenti sul territorio, da Villa Manin a quelle di Varmo, altri comuni e delle frazioni, come Santa Marizza, Muscletto, San Martino e Aris.